Nell'episodio precedente. Venite qua! Datemi la cassaforte! La cassaforte, venite! Crazy e Foxy sono riusciti ad aprire la cassaforte segreta del Jolly. Ok, piano. Grazie a quello che c'è qua dentro riusciremo a governare il tempo! Dentro c'era un oggetto molto strano. Un oggetto in grado di controllare il tempo. Ma che cos'è questo coso? Sì, però è meglio non toccarlo, chissà come si usa. Ma dove siamo, Foxy? A quello che ho capito, siamo qui e siamo nel passato perché quelli eravamo noi! Ma riusciranno i nostri due amici a fermare i Jolly? Ma soprattutto riusciranno a salvare Mamma Med? Loro pensano di essere furbi, sì, lo pensano, ma non la sanno usare. Mamma Med ti aspetta un qualcosa che neanche ti aspetti. In che senso? Ma che cavolo! È scomparso anche l'orologio, Foxy! Ma dove eravamo, Crazy? Te l'ho già spiegato, questa cosa è una macchina del tempo! E noi siamo andati nel passato! Hai capito? No. Ma me lascia stare! Dobbiamo muoverci, dobbiamo assolutamente andare nel passato e salvare mia madre! Come facciamo ad andare nel passato per salvare tua madre? Ma con questa macchina del tempo! Lascia fare a me! Adesso te lo spiego, vieni qua! Mettiamola qua e in teoria dovremmo muovere questa leva! Crazy, io sono un professionista, guarda qui, fammi fare a me. Che stai dicendo, Foxy? Ma che cavolo? Ne sei sicuro? Dove siamo finiti, Foxy? Ma dove siamo? Ai, mi sono fatto male. Ma che sono questi rumori là dentro, Foxy? Anche tu dei rumori. Sì, c'è del mormorio. Aspetta, fammi vedere. Che cavolo? Ciao a tutti ragazzi, io sono Katie! Foxy! Katie! Foxy! Jumbo! Ma dove siamo finiti? Non lo so! Quelli siamo noi del futuro! Ma che cavolo, ma dove siamo stati? Non lo so! Avevi detto che la sapevi usare la macchina del tempo! Io la so usare! Siete pronti a fare un video? Che hai combinato? Pezzo di imbranato, ci hai portato nel futuro! Vieni qua! Adesso mancano 8 minuti e 37! E dobbiamo anche cercare di non farci scoprire! Che non ci scopre, cavolo! Me ne starò qui e non mi muoverò! Anch'io! Ma come funziona? Crazy, togliti, fammi fare a me! Te lo sei scordato prima che ci hai portato nel futuro? No, adesso faccio io. Adesso, no, allora, ho capito praticamente. Se tu vai avanti, vai nel Sì, futuro. Rocco. Non fai niente! Stai fermo. Ok. Dobbiamo riuscire ad andare indietro nel tempo per salvare mia madre prima che il Jolly la rapisca. Dobbiamo andare indietro per riuscire a salvare il Jolly! Non ho capito! Cosa c'è da capire? Dobbiamo andare indietro nel tempo e abbiamo poco tempo, lo capisci? Indietro nel tempo prima che il Jolly rapisca mia madre e salvarla, è tutto chiaro? È tutto chiaro! Bene, andiamo! Bene! Indietro! Di 3! Ok, qui dovremmo essere a 3 giorni fa. No, 3 giorni fa, prima che arrivasse il Jolly, capito? A rapire mia madre. Sì, Crazy, ora ho capito finalmente! Bene, Foxy, abbiamo ancora 10 minuti. E dobbiamo trovare mia madre entro 10 minuti. Oppure sarà il Jolly a prenderla. Andiamo. Ciao, arrivo del passato. Mamma, ciao. Devi andare con noi, non c'è tempo di Andiamo che è tardi, Sì, è tardi, mamma, veloce. Andiamo. Non c'è problema. Andiamo al parco giochi. Andiamo. Ma che sta succedendo? Mamma, zitta, devi fare piano. C'erano 10 minuti. Dovrebbe arrivare, anzi, che dico tra 10 minuti? Tra qualche minuto dovrebbe arrivare il Jolly. Chi è questo Jolly? Non ti interessa. Zitta. Sono pronta a rapire Mamma Med! Mamma Med!
Ragazzi, mancano ancora 4 minuti. Dobbiamo cercare di non farci scoprire prima di tornare nel presente. Nel presente? Ma in che senso? È tutto un sogno, mamma mia, è un sogno. Dormi, è un sogno. Shh, dormi, è un sogno. Che ti dico che quella là ha vinto, capito che ha vinto, Foxy. Ora lo chiediamo a mia madre a letto. Manca poco, manca poco. Ehi Crazy, ma perché non ci dobbiamo far vedere? Potremmo conoscere i noi del passato. Ma dico io, sei scemo! Se i noi del passato ci vedono, potremmo alterare il futuro! Ma che state dicendo? Passato! È tutto un sogno, mamma mia, è un sogno. Addormentati, un sogno. Ma questo sogno sembra così reale. Eh sì, è perché è un altro tipo di sogno, mamma. È reale. Cioè non è reale. Sì, non è reale. Non è reale. Non abbiamo più gli orologi! Guarda! Sì? Ma cosa sta succedendo? Non è successo nulla, Siamo mamma! andati dietro il tempo. Che sta dicendo? Cosa sta dicendo? Nulla. Che state dicendo? Vi vedo strani. E tu, Fox, sei sempre lo stesso stupidello, sai? A proposito, quel sogno di cui mi avevate parlato 3 giorni fa mi sembra ancora reale. Sì, cioè no, che reale, no. Mamma Ned! Dove sei, Mamma Ned? Crazy e Foxy! Ah, Foxy, tutto è bene, quel che finisce male. No, quel che finisce bene. Sì, quello che finisce la bene. macchina del tempo. Tempo. Foxy, dov'è la macchina del tempo? Crazy, hai rubato la macchina del tempo. No, tu hai rubato la macchina No, del tu hai tempo. rubato. Senti, mi vuoi fare uno scherzo? La macchina del tempo era proprio qui. Dov'è la